Benvenuti al consueto appuntamento con la classifica, con la top 5 dei momenti più trash della settimana, e a farne da padrona sono sempre gli audio, quindi cominciamo subito col quinto posto! Per questo quando lui spiega, non metto le Il canzoni, no, la professore. cosa bella Qual è la cosa è bella? stata io sul bagno a cacare e quella a spiegare, io con l'auricolare con le cuffie nell'orecchio. Madonna sana, un oggetto che senza mia madonna dice cammi se sto cagando, che cazzo ci dica chi? Ragazzi, dobbiamo fare qualche cosa perché il sistema scolastico è proprio nella merda. Nel quarto posto parliamo di animali. Comunque stamattina ho dovuto fare una cosa bella e buona. Sul muretto di fronte a casa mia c'è stato un Camaleonte. No, calameonte. non è calameonte. Provi a chiedere l'aiuto da casa. Oh Gesù, Mi pare un po' esagerato, diciamo, almeno che tu non sia così in confidenza. calameonte. No. Appone che le specie lucertole fanno calameonte. Bravo, indovinato, Cazzo indovinato, bravo. No, non c'è niente da ridere, questo è un chiaro caso come cazzo si dice? Di dislessia, proprio questo. E al terzo posto invece troviamo un video. Scusate un attimo, la mia amica Chiara. Eh sì, lo so, ci dobbiamo organizzare, però aspetta, una scorreggia. Chiara! Guarda, te la mando solo perché sei mio migliore amico. Però E non lo comunque, dirò a sto nessuno. dicendo, ci dobbiamo organizzare, però con una valida motivazione se ci firmano, capito? Sì. Puoi scrivere nell'autocertificazione aerofagia. Questa mi pare una valida motivazione. E al secondo posto la nostra carissima amica Elisabetta Gregoraci, che sta facendo parlare di sé al Grande Fratello numero 1. Sentiamola. Perché ma io sono sensibile, ma se lui che non sta bene o con lui lei, ma io lo faccio Con lui lei? a Rosalinda che ha avuto. Possiamo risentirla, per favore? Cosa vuol dire che io vado Ma questo perché Elisabetta non è una showgirl che può stare al Grande Fratello, perché lei è una grande cantante. E al primo posto troviamo l'evento dell'anno 2020, che non è la pandemia ma sono le scarpe della Lidl, e sentite l'audio che ho beccato io personalmente. Vai. Io sono un pozzo meno, ma chi rascurare a dare avanti a Lidl mi pigliare queste Skype e ci stanno i lusso che mi si dà accattato. No! E con questo audio si conclude la classifica, la top 5 della settimana. Ricordiamo che ci piacciono, ci interessano tutti coloro che ci mandano link e audio nei messaggi privati, che ci aiutano a far sì che la top 5 resista ancora, anche perché questa è l'Italia